Marco Zabai, rete degli studenti medi Veneto, coordinatore regionale. La replica è all'assessore Martini, quindi. Beh, noi la protesta l'avremmo fatta comunque. L'assessore si è protratta in una serie di insulti sulla base del nulla, dato che lei si è inventata che ci ha incontrato quando questo non è mai successo. Noi non possiamo stare zitti di fronte al fatto che l'assessore non ha risposto a nessuna delle nostre proposte sul merito, anzi ha detto che non ne abbiamo neanche una. Questa cosa è falsa, noi abbiamo un sacco di proposte, alcune riportate molto velocemente su un volantino, perché un volantino è chiaramente un metodo rapido. In un periodo come questo, in cui si parla sempre dei giovani che non hanno voglia di fare niente, eccetera, si impegnano dal primo giorno di scuola per difendere la scuola, mica per distruggerla, ma per difenderla, cosa che dovrebbe fare anche lei, visto che è assessore alla scuola e visto che le stanno tagliando ulteriormente le possibilità per intervenire con questa manovra finanziaria, ricordo i 9 miliardi di tagli agli enti locali, no? Io sono veramente allibito dal fatto che un'istituzione si attacchi dei suoi cittadini, perché forse ce lo dimentichiamo, ma gli studenti e i giovani sono cittadini e in quanto tali non devono essere insultati, vanno ascoltati, cosa che pare, non so, un tabù da una certa parte della politica, e quindi un assessore del genere o chiede scusa oppure può anche finire di fare un'istituzione, perché per quanto ci riguarda è veramente assurda questa sua presa di posizione, che veramente non ha basi, è soltanto uno sfogo quasi e non apre nessuno spiraglio. Scusa, ma le miniere a Vicenza dove sono? Ma se l'assessore è informata me lo dica pure, cioè ce lo dica pure, nel senso, se lei ha del lavoro da offrirci, se ha lavoro da offrire a quel 30% di giovani che sono disoccupati, no? Ce lo dia, non stia semplicemente a fare delle dichiarazioni così. Cioè, è assurdo, noi siamo qua per risolvere i problemi e per provare a proporre soluzioni, se lei ne ha.